Bene, allora facciamo rapidamente, mi auguro, una valutazione di qual è lo stato della proposta per quanto riguarda lo sviluppo locale con una qualche sortita sulla priorità 6 in generale, perché diciamo che come al solito, insomma, il leader presenta un approccio abbastanza particolare. Seguendo la solita scaletta, un richiamo necessario in questo caso, perché qui non stiamo parlando di una misura, ma stiamo parlando di un assetto, di un approccio, di un metodo, di un'organizzazione, di una governance, cioè è una forma che impatta fortemente sul sistema entro il quale va a collocarsi e l'abbiamo già vissuta in questa programmazione, quindi ancora di più per la prossima è assolutamente necessario che abbiamo chiaro che leader sta dentro un sistema che ha una serie di pilastri che sono stati definiti per il PSR, che conosciamo bene, e su questi in particolare richiamo quello della governance, e che ha una serie di orientamenti strategici che ben si attagliano in particolare, forse più che altrove, praticamente tutti, al sistema leader, in quanto si parla di territorializzazione, si parla di partenariato, di integrazione, di progettualità, di concentrazione, di sostenibilità, di cooperazione. Sono tutte caratteristiche che sono proprie del leader e che sono state applicate comunque anche a questo disegno per la prossima programmazione. Il primo problema nel parlare di leader è che il leader impatta in maniera diversa sul quadro delle misure. Allora, cerchiamo di capire quali sono le misure che vengono attivate a sostegno del leader in generale. Abbiamo la misura 19, codificata proprio letteralmente il leader in modo che sia molto chiaro, anche se fa riferimento non tanto al nostro regolamento FEASR, ma al regolamento comune all'articolo 35, che è il regolamento che prevede questo tipo di sostegni. Il regolamento comune lo prevede perché ricordiamo che il CLLD è trasversale a tutti i fondi. Quindi abbiamo fondamentalmente queste proposte di attivazione, la 19.1 sostegno per la preparazione di strategie di sviluppo locale, sostegno per l'esecuzione delle operazioni nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e sostegno per i costi di esercizio e per l'animazione. Tutte e tre queste sottomisure impattano ovviamente sulla priorità 6, che è la focus area di interesse privilegiato del leader. È un caso in cui noi abbiamo una focus area che coincide esattamente con l'obiettivo di leader. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali è uguale a leader. Segnalo i target che sono stati proposti dalla Commissione, proposti in maniera obbligatoria ovviamente come al solito, per capire di che cosa stiamo parlando, dove dovrebbe andare a parare il leader. Stiamo parlando di popolazione rurale coinvolta nelle strategie di sviluppo locale, di popolazione rurale che beneficia di nuovi o migliorati servizi e infrastrutture, stiamo parlando di numero di posti di lavoro creati. Allora, se questa è la focus area, questi sono i target della focus area. Quindi qualsiasi strategia, qualsiasi obiettivo, qualsiasi idea di leader deve essere fortemente orientata e deve aver presente che questi sono i target a cui il leader deve essere orientato. Le altre misure rilevanti per la focus area 6B le citiamo perché sono comunque misure che impattano con l'attivazione del sistema leader, ma le cito, le faccio proprio scorrere, insomma, dalla 14 alla 15 che abbiamo già visto. L'articolo 20, che è invece una misura che non abbiamo visto e che troverete nelle schede online, perché questa mattina effettivamente non avremo modo di verificarla, e che ha due sottomisure, una diciamo, una orientata fortemente all'infrastrutturazione di piccola scala, ricordiamoci questo particolare perché la Regione definirà la piccola scala che cosa equivale. Quindi questo è fortemente caratterizzante quella sottomisura 7.5. La misura è legata a infrastrutture di piccola scala. La proposta della Regione in questo momento sono 50.000 euro per definire le infrastrutture di piccola scala. La 7.6 che riguarda più propriamente azioni che hanno a che fare con la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale. Se vogliamo
un'agevolazione alla 323A di questa programmazione con le sue azioni, tanto per avere un richiamo rapido, mentre la prima potrebbe avere qualche richiamo rispetto alla 313, ma non solo, perché di fatto ha una portata anche più ampia, anche se la Regione intende mirarla molto all'aspetto turistico. Sulla cooperazione si è già detto, la cooperazione impatta con le sue sottomisure fortemente insomma, impatta sulla priorità 6, ma impatta in particolare sulla priorità 6B. Quindi sono questi gli intrecci che dobbiamo aver presente per capire che ambito di operatività si può prefigurare per il leader, perché questo costituisce l'articolazione, lo scheletro del quadro di azione di leader. Qua c'è una banale riassunto della nostra solita tabella delle X che per quanto tediosa e assillante, ma un po' alla volta forse ci abitua ad avere sempre questi incroci sott'occhio e magari arrivare alla fine del percorso un po' tutti a capire che poi quelle crocette saranno sostituite da un nome di un intervento e poi saranno sostituite da un indicatore e poi saranno sostituite da alcuni euro. Quindi cerchiamo di vederla in questo modo, questa tabella, in modo tale che gli diamo un contenuto un po' meno banale di quel che vediamo adesso. Cosa prevede la misura 19? Allora, sostanzialmente la misura 19 determina gli interventi che sono a sostegno della leader e dell'attività dei GAL. Noi abbiamo previsto l'attivazione di queste 3 sottomisure e relativi interventi che, come vedete in basso, replicano specificando nel dettaglio qualcosa di più, ma replicano in sostanza la sottomisura. Ogni sottomisura deve essere articolata comunque in interventi e per cui comunque l'unità finale della sottomisura è l'intervento sempre per tutte le misure e le sottomisure. Molto velocemente, il sostegno preparatorio è abbastanza diverso, qualcosa di abbastanza nuovo che non c'era in questa programmazione, che in sostanza viene previsto per l'avvio di partenariati e proposte di strategie che anche non necessariamente poi arriveranno a buon fine, nel senso che si dice il regolamento che può essere attivata anche nel caso in cui il soggetto interessato non venga selezionato dal comitato che selezionerà le proposte di adesione al leader. Quindi è una misura abbastanza interessante, è un intervento abbastanza interessante. Chiaramente deve essere comunque configurato perché un percettore di un contributo deve avere un nome e un cognome, un percettore di un contributo deve avere una serie di requisiti e quindi in ogni caso sarà previsto che ai fini della domanda di aiuto, che comunque andrà fatta anche per questo singolo intervento, ci sia un soggetto che quindi sia o il partenariato già costituito o quantomeno comunque un soggetto che lo rappresenti formalmente dal punto di vista giuridico, amministrativo e finanziario. Chiaramente qua abbiamo tutta una serie di condizioni di ammissibilità che tengono conto del fatto che per arrivare a questo tipo di aiuto bisogna ovviamente aver percorso un certo iter, nel senso che comunque il soggetto che fa questa domanda di aiuto deve mirare a presentare una proposta di sviluppo locale, quindi seguire esattamente la trafila che segue un partenariato che intende attivare, presenterà una manifestazione di interesse, presenterà una domanda di adesione, quindi con i requisiti sia del soggetto che della domanda, e quindi questo è lo stato minimo. Eventualmente, anche se nella graduatoria finale, dopo la selezione, risultasse ammesso e non finanziato, da regolamento è previsto che comunque possa aderire a questa domanda di aiuto, che ovviamente avrà un periodo di eleggibilità molto chiaro, che in questo momento noi abbiamo espresso in questo modo, cioè minimo dopo la data di approvazione del PSR e comunque entro la data di presentazione della domanda, perché ovviamente questo è collegato ad arrivare a presentare una proposta, una strategia. Sul leader, come sul resto, ma sul leader come sempre un po' di più, abbiamo tutta una serie di questioni aperte a livello nazionale, a livello comunitario, a livello unionale, perché ci sono molti aspetti critici sui quali abbiamo
già formulato dei quesiti e sui quali andremo probabilmente avanti durante il negoziato dopo la presentazione del PSR, perché ci sono diversi aspetti particolari che non ci sono stati ancora risolti. Quindi ecco, tenete conto che alcune puntualizzazioni magari che trovate nella scheda, abbiamo proposto ovviamente il 100% della spesa ammissibile con un limite che viene individuato in 100.000 euro per questa prima fase, che è una fase molto complessa di preparazione della strategia, di animazione del territorio e che quindi sulla base di valutazioni anche qualitative e quantitative ci sentiamo di orientare in questo momento su questo importo. La sottomisura 19.2 di fatto rappresenta quello che oggi è la 410, cioè la misura che regge l'applicazione della strategia. In realtà non è una misura, ma è un insieme di misure e di azioni. Cioè sono quelle misure e quelle azioni che il GAL potrà attivare per dar corpo alla strategia, per dare attuazione alla strategia. Questa è una di quelle criticità su cui da tempo abbiamo chiesto chiarimenti, perché è evidente che una qualsiasi misura, azione, intervento, come la si chiami, per essere attivata nell'ambito dello sviluppo rurale, deve stare dentro il PSR. Siccome il PSR va a Bruxelles e viene autorizzato prima che vengano presentati i PSL, o come si chiameranno, i programmi di sviluppo locale, è evidente che l'unica maniera perché possa essere proposta dopo l'approvazione del PSR una azione, una misura, un intervento autorizzata dall'Unione Europea, bisogna che quella misura, quell'azione, quell'intervento stia dentro il PSR. Non ci sono allo stato attuale altre possibilità di movimento. Eventuali comunque proposte diverse, sulle quali, ripeto, stiamo aspettando delle risposte precise da parte della Commissione, dovranno comunque rispettare tutte le norme vigenti, quantomeno in materia di aiuti di Stato. Cioè non è attivabile da nessuno in tutto il territorio europeo, nazionale e regionale un aiuto che non sia autorizzato dalla Commissione europea. Quindi è evidente che il set di base del leader sono le misure che il PSR del Veneto intende attivare. Fermo restando alcune valutazioni che, come in questa programmazione, ricordiamo i premi agroambientali per una serie di valutazioni attuative, non sono stati posti a disponibilità del leader e quindi queste sono ulteriori valutazioni che dovranno essere affinate anche in funzione di queste risposte che dovremo avere da Bruxelles. Quindi ecco, nelle condizioni di ammissibilità c'è una specifica che ci dice che tipo di che azioni stiamo parlando, quindi sicuramente possono essere misure del PSR, se fossero altro devono essere comunque autorizzate dalla Commissione europea, dall'Unione europea. È ovvio che devono essere comunque sempre in linea con gli obiettivi non solo dei leader ma del PSR. Per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità previste dalle singole misure poi che verranno attivate, è ovvio che si rinvia per i singoli soggetti beneficiari alle specifiche condizioni di ammissibilità che ogni misura, azione potrà prevedere. Questo è trasversale per tutte le caratteristiche, quindi riguarda i criteri di selezione, riguarda gli importi, le aliquote di sostegno. Questa non è una misura configurabile, ma è un insieme di misure e azioni che farà riferimento al set di interventi del PSR in prima battuta. Per quanto riguarda i costi di gestione e l'animazione, diciamo che un po' l'equivalente dell'attuale 4,31 insieme con la prima che abbiamo visto, perché attualmente era prevista un'unica misura anche per la preparazione iniziale, mentre adesso sono due sottomisure, questa è quello che sono i costi di gestione del GAL. Ovviamente per aderire a questo aiuto bisognerà superare la selezione proposta dal bando regionale, quindi aderire alla proposta di selezione ed essere ovviamente utilmente posizionati in graduatoria. Anche per il periodo di eleggibilità sicuramente stiamo parlando di spese sostenute dopo la presentazione della domanda, perché prima della presentazione della domanda si usa la sottomisura sostegno preparatorio, quindi questo sicuramente sarà una demarcazione.
Sia per quella che per questa, ovviamente per i GAL esistenti ci sarà un cut-off tra gli impegni assunti nell'ambito di questa programmazione e gli impegni che verranno assunti nell'ambito della prossima, quindi anche quella è una demarcazione che dobbiamo verificare nell'ambito dell'eleggibilità complessiva delle spese del PSR con un focus specifico sul leader come è stato per questa programmazione. Il livello di aiuto viene proposto come per il 2007-2013 pari all'80% della spesa ammissibile. Viene posto anche qua un limite massimo di spesa pubblica da dedicare a questa misura, cioè i costi di gestione, che viene quantificato nel 15% della spesa pubblica assegnata per la strategia, cioè per la sottomisura 19.2 per la precedente. In pratica ci sono 3 budget, quindi qui quello relativo alla prima sottomisura, sostegno preparatorio, la seconda sottomisura è il core business della strategia, quindi è il vero budget. I costi di gestione saranno calcolati in proporzione su quell'importo, secondo questo limite massimo che la Regione propone pari al 15%. La scheda misura che troverete online, non mi soffermerò più di tanto, chiaramente contiene nella parte descrittiva anche tutti quegli elementi che non sono propriamente configurabili in questo tipo di schede, ma questo è il format che ci viene consentito, e quindi tutto quel che riguarda l'assetto, la governance di leader sarà descritto nella parte introduttiva della misura 19, compresi i criteri di selezione che qui avete anche in coda alla stessa misura per i costi di gestione, ma che ovviamente sono i criteri di selezione per i GAL, che quindi fanno riferimento all'ambito territoriale designato, alle caratteristiche del partenariato, alle caratteristiche della strategia. In questo momento questa selezione, sulla base del fatto che viene previsto che il leader, in accordo, in conformità con quanto prefigurato dall'accordo di partenariato, venga attuato nelle aree C e D della classificazione aree rurali, viene previsto un numero di GAL per la prossima programmazione non superiore a 8. Per quanto riguarda la descrizione della misura, un effetto che viene introdotto, che è già stato ampiamente prefigurato nel scorso periodo, è l'assoluta esigenza di complementarietà e integrazione con tutte le forme di programmazione, o meglio con le principali forme di programmazione e strumenti di programmazione che la Regione in questi anni ha riconosciuto e sta riconoscendo. Quindi IPAU in primis e tutte le altre formule, unione di comuni montani, eccetera, faranno parte della modalità di configurazione del territorio. La richiesta è che ci sia un'ampia corrispondenza in termini non tanto e non solo di territorio, ma per portare a evitare sovrapposizioni, duplicazioni di funzioni e di ruoli, a una sempre maggior sovrapposizione tra strumenti e strutture che stanno operando sui medesimi territori e quindi per favorire l'efficacia della loro azione. Nella scheda misura quindi ci sono delle ulteriori valutazioni e determinazioni per quanto riguarda questi aspetti che non sono i classici di una scheda misura, ma che fanno parte della configurazione, ripeto, di un assetto, di un sistema, e quindi come dovrà essere l'ambito, come dovranno essere i partenariati, come dovrà essere la strategia, i criteri, la procedura di selezione, l'assetto e governance del leader. Per quanto riguarda l'accordo di partenariato che è in approvazione forse in questi giorni, ha una parte dedicata espressamente sia all'LD che vale per tutti i fondi. Per quanto riguarda alcuni aspetti, noi avevamo già formulato alcune valutazioni, richiamo solamente un riferimento che è apparso già anche stamattina su una vecchia slide di dicembre, cioè il fatto che i GAL possano operare nell'ambito di cosiddetti ambiti tematici. Questa è un po' una determinazione dell'accordo di partenariato, è abbastanza incoerente col sistema che noi stiamo cercando di dare ai GAL, per cui abbiamo da questa programmazione cercato di dare un ruolo ai GAL, non un tema, e su questo ovviamente non facciamo altro che confermarlo. I GAL quindi
In coerenza con l'accordo di partenariato noi avevamo proposto che quegli ambiti non fossero ambiti ma fossero banalmente le focus area, perché noi lavoriamo per perseguire i 18 obiettivi delle focus area, quindi non si capisce perché dobbiamo crearci, dopo tutta quella marea di obiettivi che abbiamo rivisto stamattina, degli ulteriori sotto obiettivi, non sappiamo come chiamarli, degli ambiti tematici. Ovviamente lavoreremo in coerenza con l'accordo di partenariato. Noi avevamo proposto che fossero sostituiti dalle focus area, banalmente, che sono dei banali obiettivi puntuali, anche perché tutta l'azione dovrà essere poi monitorata, quantificata con gli indicatori e non si capisce come si potrà monitorare e quantificare inventandosi eventualmente degli altri indicatori anche questi benedetti ambiti tematici. Credo che per noi saranno degli ambiti di interesse, che non a caso corrispondono con le aree di interesse focus area, e sui quali probabilmente saranno... L'accordo di partenariato è arrivato, siccome si dice che non bisogna ingabbiare il leader, è arrivato sull'ultima versione a scrivere che si possono fare 3 ambiti. Noi avevamo proposto 5 focus area. Mi fermo qua perché non dico altro. Allora, i 3 ambiti sono abbastanza ristretti, ripeto, cercheremo di fare in modo di essere coerenti con l'accordo, ma anche di essere coerenti col fatto che non vorremmo che il leader svolgesse dei temi, ma vorremmo che il leader avesse un ruolo. Quindi se deve avere un ruolo, segue degli obiettivi e si occuperà di alcune aree di interesse che il più possibile corrisponderanno con le focus area.